l'Italia e quindi anche la Toscana devono recuperare un gap in termini di turismo digitale rispetto agli altri paesi, e rispetto a questo abbiamo un vantaggio secondo me in questa fase, che per la prima volta il turismo digitale, il digitale nel turismo si allontanano dagli aspetti solo tecnologici e recuperano il fattore human to human. Sui social soprattutto il fattore di contatto direttamente con la persona diventa l'elemento vincente, non è più vincente una comunicazione ad ampio spread, ad ampio raggio a tutti quanti con sistemi social, quello che è vincente è il contatto personalizzato. Questo ci permette come Italia e in particolare come Toscana di recuperare un gap, il che vuol dire far partecipare le nostre destinazioni, far sì che la regione Toscana Promozione Turistica insieme a Visit Tuscany siano il soggetto che deve animare i territori per coinvolgere gli operatori, in primis gli enti locali, ma anche la popolazione e direttamente il turista. Questo gap, diciamo, quello che è un gap in termini digitali si può accorciare lavorando molto a creare una filiera diciamo integrata e in contatto con una stretta relazione fra di loro degli operatori che lavorano per la Toscana fino ad arrivare ai turisti. Sono i turisti che poi faranno e realizzeranno, come dire, la reputation delle nostre destinazioni. Lasciamo a loro di promuovere la reputation della Toscana, noi favoriamo al meglio il termine di relazione. Come lo facciamo? Attraverso alcuni sistemi online, Visit Tuscany, che è il sito, diciamo, il portale della regione più social, Vetrina Toscana, dove si promuovono i prodotti tipici della Toscana, Toscana ovunque bella, dove gli enti locali caricano le loro stories, e infine Make, che ha due ruoli. Uno è il ruolo di back office per tutti gli operatori, dove possono caricare dati e informazioni, e l'altro invece è un ruolo più di front office, di animazione social, per cui anche qualsiasi soggetto privato non solo carica le informazioni ma può raccontarci la sua Toscana, e quindi i turisti partecipano su Make a raccontare le stories, e questo chiude il percorso che vi dicevo prima.